Sul palco di Aperi Show porterai anche la tua esperienza e innanzitutto che cosa significa per un giovane il bullismo? Sì, porterò la mia prospettiva sul bullismo, anche se io fortunatamente non sono mai stato bullizzato perché vengo da un paese in cui il bullismo era veramente severamente punito, però porterò la mia prospettiva sul bullismo da ragazzo 23enne. Ecco, tu hai sentito anche storie però di bullismo, cos'è la cosa più preoccupante? Beh, io penso che il bullismo abbia sicuramente un impatto molto negativo su sia le persone che fanno bullismo, ma anche sulle persone che ne subiscono, perché specialmente per quelli che lo subiscono li fa crescere in un modo che non avranno una personalità forte o comunque un'autostima per affrontare la vita e li farà avere appunto dei problemi di autostima. Quanto importanti sono testimonianze, ma anche andare sui palchi, soprattutto davanti ai giovani, a parlare di queste tematiche? Ma penso che sia veramente molto importante, anche perché magari tante persone, oggigiorno soprattutto della mia generazione, pensano che parlare di questi temi sociali sia un po' da, diciamo, sfigati in un certo senso. Però non è per niente vero ed è molto importante che una persona della mia generazione, appunto della mia età 23enne, parli di queste cose e faccia capire che non è un tabù e non c'è niente di male e non c'è niente di debole nel parlare e nel denunciare questi problemi sociali. Ecco, i social sono un pericolo o possono essere una risorsa? Beh, io penso che possono essere entrambi, dipende da come si usano. Se si usano per fare, diciamo, contenuti trash e contenuti che effettivamente non aiutano ma vanno a danneggiare le menti delle persone, allora lì diventano una cosa che danneggia. Invece se vengono usati con coscienza e se vengono usati in un modo maturo, allora possono essere anche una forza di bene.